Siamo qui con Carlo Spignattari, studente del secondo anno dell'ITS Meccatronico Veneto, che oggi era sul palco con del Job Orienta con una platea di ragazzi che volevano avere informazioni proprio sull'ITS. Carlo, sei al tuo secondo anno, come mai hai fatto questa scelta? Ho fatto questa scelta perché mi permette di mettermi in gioco soprattutto in ambito del team working, perché appunto posso mettere le mie idee da quello che ho imparato anche nelle scuole superiori rispetto a un problema software, hardware o firmware, e quindi anche a livello meccanico in base alle mie idee posso dare la mia opinione, e anche perché appunto posso ampliare le mie conoscenze soprattutto in vari ambiti, soprattutto per esempio quella della robotica che non avevo mai affrontato prima, e quindi in più anche per rinforzare le conoscenze che avevo alle superiori e che mi ha appunto portato a sapere molte più cose. Bene, e il progetto su cui stai lavorando e che ti vede dentro appunto ad Ensys, all'incubatore, su cosa stai Allora, questo progetto ci è stato dato appunto dall'azienda Ensys, e quindi è un'idea che è venuta dall'esterno, e questo progetto il suo obiettivo è quello di riuscire a localizzare le cimici, soprattutto nell'ambito degli agricoltori, perché hanno il problema della soia, e quindi stiamo cercando un modo per riuscire a catturare queste cimici in modo naturale, senza usare prodotti chimici oppure insetticidi. E io mi sto preoccupando dell'ambito del software e quindi dell'utilizzo di riuscire a trovare un modo per riconoscere queste cimici, che appunto attraverso un software e delle librerie OpenCV lo sto portando a termine. Ottimo, e lo consiglieresti ai tuoi colleghi, agli studenti del quinto anno che devono fare una scelta? Beh, certo che lo porterei come esempio, perché comunque tocca molti ambiti, tocca la parte elettronica che è appunto l'azionamento dei motori e del GPS, la parte meccanica perché comunque bisogna trovare un modo appunto semplice ed efficace che riesca a catturare queste cimici, e noi appunto abbiamo pensato a un aspiratore automatico. E poi la parte software, che diciamo è quella più importante, che è quella che deve riuscire a localizzare su 10 cimici almeno 8-9 cimici sicure, e quindi è proprio un sistema appunto meccatronico che in qualche modo sintetizza tutte queste queste competenze, esatto. Ottimo, grazie.